Siamo in diretta. C'è che ci di fare tutta la giornata così? Ah? Ragazzi, intanto buongiorno, Buongiorno. Oggi abbiamo fatto le chitarre insieme ad Enea in un pezzo di Rosario Bellassai, un pezzo molto bello che ha una storia tutta a sé, vogliamo dire. Possiamo dire, no? E quindi si dice con la C. E niente, quindi siamo venuti così in diretta un attimino per salutarvi. Siamo venuti così in diretta. Sì. Come si dice? Ci siamo collegati. Ci siamo collegati. Siamo social questa mattina. Che non sei felice. Intanto salutiamo chi ci sta incominciando a scrivere. Ciao Marco Celesti. Ciao Eli Arancio. Ciao Francesco DJ Chifari. Io ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Adesso Marco, non lo so, non l'ho ancora visto. Dopo lo guardo, E niente ragazzi, quindi noi ci stiamo preparando al Natale. Enea mi ha detto che siamo tutti quanti invitati a casa sua. Dice che non dobbiamo portare niente, manco le olive. No, penso tutto io. Manco le olive, pensa tutto Enea. E niente, noi siamo qua. Abbiamo registrato quest'altra ennesima chitarra anche per far sapere che chi dice che le chitarre non si mettono più nei pezzi, non è vero, le chitarre si mettono vere, no finte. E quindi ciao Salvatrice Furnari, Gianluigi D'Angelo, buongiorno a tutti ragazzi. E un'altra cosa ragazzi, vi ricordo che il giorno 24 faremo una diretta non da qui dentro ma dall'altro lato insieme ad Angelo Mauro. La conduce Angelo Mauro il 24, quindi martedì, giusto? Il 24 mattina dalle 10 alle 13 e invitiamo tutti i nostri artisti, chi volesse passare per venire a fare gli auguri in diretta sul nostro canale YouTube, vi aspettiamo. Le chitarre sono l'essenza di un arrangiamento. Vero, questa è una cosa sacra che ho detto, è vero. Amen. Qui, dato che è sacra, non lo so, facciamo il segno della croce, facciamo qualcosa. E niente ragazzi, siamo voluti passare, cioè come si dice, siamo o abbiamo? In che senso, scusa? Cioè siamo qui, abbiamo voluto fare questa diretta giusto per far vedere comunque quello che facciamo all'interno dello studio, no? Esatto. Magari molta gente non lo sa o lo immagina, noi diamo vita comunque a quello che è lo spirito interno di uno studio di registrazione. Mi sto commuovendo quasi, ragazzi, dopo queste parole mi sto commuovendo, soprattutto dopo la brioscina Tomarchio che mi sono mangiato prima, il panzerottino era buono veramente. Il panzerottino. No, io ho mangiato la brioscina Tomarchio, che sono le mie brioscine preferite. Era veramente buono. E niente. Ci sono le persone collegate? Sì. Sì. Adesso ragazzi noi dovremmo fare le chitarre nel nuovo brano di Gianni Celeste che dovrebbe uscire credo fine gennaio, al massimo dopo Sant'Agata credo, che poi sarà un nuovo brano che sarà contenuto nel nuovo album di Gianni Celeste. Il disco è veramente molto bello. Enea dovrà fare le chitarre, ora le facciamo. In questo brano specifichiamo, io faccio chitarre in questo brano. In questo brano dobbiamo fare le chitarre, anche perché gli altri sono tutti con i mandolini. E niente, quindi ora facciamo queste chitarre in questo brano di Gianni Celeste. Penso che sotto si sentirà tutto sto macello che fa. Sotto che cosa? Mentre parli. Aspetta, guarda cosa ho trovato. Infatti, a 3 ore che mi tocco la tasca, ho detto ma che è sta cosa?
è la palla pazza di mio figlio che ieri per toglierla, per fargliela mangiare, cioè per non fargliela mangiare Pericolosissimo. e per farlo mangiare me la sono messa in tasca e ora mi aggiornavo una sacchetta. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, Enea, e ci vediamo il 24 per farci gli auguri e niente, vi vogliamo bene a tutti. Ciao ragazzi.